Cresce l'attesa per la visita istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Friuli, un momento importante tanto da essere il primo impegno ufficiale confermato dal Capo di Stato dopo la scomparsa della nipote Maria avvenuta lo scorso 9 settembre. Ad Ampezzo i cittadini fremono con le bandiere tricolore apparse sui balconi, aspettando Mattarella che arriverà per l'80ennale della zona libera della Carnia avvenuta nel 1944. Ci sarà anche una struttura che potrà dare riparo in caso di pioggia, anche se al momento le previsioni sono buone. TV12 ci seguirà con una diretta straordinaria tutta la giornata friulana di Sergio Mattarella, che comincerà alle 9:15 con l'alzabandiera degli uomini dell'esercito regionale dopo l'arrivo con l'elicottero presidenziale. Verrà poi deposta una corona da loro al monumento dei caduti, alla presenza del picchetto d'onore della brigata alpina Giulia, da lì al municipio dove il capo di Stato incontrerà le istituzioni del territorio. Solo dopo il momento più atteso nella piazza di Ampezzo, dove ci saranno anche le testimonianze dirette di chi ha vissuto quei giorni nella zona libera del 44 grazie all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Concluderà il percorso di Mattarella la visita privata alla mostra Il Coraggio a Illeggio in compagnia di Don Alessio Geretti e gli organizzatori dell'ormai consolidata realtà della mostra carnica. Circolazione veicolare sospesa da Ampezzo dalle 9 alle 12. Il paese si fermerà e il Friuli starà a guardare la visita di Sergio Mattarella, e per chi non potrà essere presente basterà sintonizzarsi su TV12 per non perdersi nulla di questo imperdibile appuntamento.